il dolce che prepariamo è un riso cu latte, così come si dice in siciliano. È sicuramente un dolce che ha origini lontanissime. Del resto, perché il riso qui in Sicilia, dove oggi non si coltiva più? Perché il riso sicuramente arriva con gli arabi nell'Ottocento, i quali lo portano in Sicilia, ma non come coltura, lo portano così come cibo. Solamente dopo si inizia a coltivarlo nelle piane di Catania e si hanno anche riscontri a Trabia, dove pare che ci fosse abbondanza di acqua. Il riso con latte è molto semplice, come del resto sono molto semplici tutte le ricette del paese. Ricette povere, con ingredienti poveri, dove troviamo spesso il miele, troviamo gli aromi, il limone, la cannella. In questo caso troviamo la zesta del limone, la cannella, lo zucchero e il riso. E ovviamente il latte intero. Intanto il riso quale utilizzare? Come dicevo prima, è un riso che cuoce, quindi possiamo usare l'arborio, possiamo usare il vialone, possiamo usare il risotto, possiamo usare il roma, possiamo usare anche il carnaroli. Io personalmente l'ho utilizzato un po' tutti, l'importante è che cuociono, come dicevo prima, e non rimane sotto il dente. 200 g di riso, 180 di zucchero, la zesta di limone e la cannella che va per ultimo. Come procediamo? Intanto versiamo il riso nell'acqua in ebollizione e lo facciamo bollire per circa 6-7 minuti, in modo da far rilasciare un po' di amido. Quindi dopo che il riso è andato per circa 6-7 minuti e ha rilasciato un po' di amido, lo scoliamo e lo mettiamo in un'altra pentola dove è già preparato il latte in caldo e lo facciamo cuocere, però non mettiamo tutto il latte in una volta. Quanto latte? 200 g di riso prende circa 1 litro di latte, però bisogna vedere che tipo di riso stiamo utilizzando, quindi anche qui ci può essere qualche variabile, e allora ci teniamo un po' indietro con il latte e quindi poi piano piano lo aggiungiamo. Quindi l'acqua diventa bianca, quindi significa che c'è un po' di rilascio dell'amido, una parte di amido che vogliamo togliere per evitare che il riso con latte mi diventi troppo colloso, troppo vischioso. Deve avere una sua estensibilità, deve avere una sua elasticità, deve avere una sua morbidezza soprattutto, e l'equilibrio di cui parlavo poco fa. Ed il riso si è cotto e quindi procediamo a scolare il riso. Ecco, che latte è quello che stiamo... Finalmente si utilizzava il latte di capra e utilizziamo il latte di capra. Adesso deve andare pian piano, iniziamo a mettere lo zucchero, come dicevo per 200 grammi 180 di zucchero, però anche qui lo zucchero non lo mettiamo in un colpo solo, perché via via andiamo a degustare e verificare se è abbastanza dolce e poi ognuno come lo desidera. Un dolce bianco mi fa pensare che è poco calorico. Direi di no. Direi di no, perché abbiamo carboidrati, abbiamo in abbondanza e abbiamo anche insomma il latte intero, quindi grassi e le proteine del latte. E adesso qui la cottura se la prende, per cui bisogna avere un po' di pazienza, rimestare e in continuazione aggiungere il latte, aggiungere lo zucchero via via che ne vediamo il bisogno. E intanto che il nostro riso si cuoce, andiamo a scoprire anche qualche attività di questa Proloco. Quanti soci siete? Beh, i soci siamo un numero impressionante, un paesino di 1300-1400 abitanti, siamo qualcosa come 160 soci. Perché in questo piccolo paese di montagna l'associazionismo funziona ancora. Ci si crede, è un modo per ritrovarsi, è un modo per fare attività, è un modo per fare tante cose insieme. È passato un po' di tempo, a che punto siamo? Siamo abbastanza avanti, l'ho appena assaggiato e un po' di zucchero lo aggiungerei ancora. E allora proseguiamo ad aggiungere un po' di zucchero e il nostro dolce comincia a prendere sembianza. Sì, perché l'amido sta facendo il suo lavoro, il latte sta per essere assorbito, in parte evapora e quindi la cremosità inizia a farsi vedere. E mescola, stavolta mi sa che ci siamo. Cosa facciamo? Beh, a questo punto togliamo la buccia di limone. Ed ecco che impiattiamo il nostro riso culatti. E deve essere una squisitezza unica. Quando è raffreddato si va ad aggiungere la cannella.
abbiamo messo la cannella, l'abbiamo messo nel piatto, tanti piatti pronti, ma adesso cosa dobbiamo? Lo possiamo già assaggiare? Allora, quello caldo no, qui abbiamo forzato a mettere la cannella, ovviamente va fatto raffreddare. È meglio mangiarlo a temperatura ambiente perché i sapori si sprigionano meglio. Se lo conserviamo in frigo e quindi magari lo consumiamo un indomani, occorre tirarlo fuori dal frigo un'oretta prima. E allora non ci resta che impiattarlo e assaggiarlo, ma intanto che il signor Mario, che il professor Mario comincia a fare i primi piatti, io pregherei il nostro Adriano a inquadrare tutto il direttivo della Prologo e io ne approfitto per assaggiare questo buonissimo riso culatti. Amici di Bella Sicilia, non perdetevi questo dolce che è deliziosissimo. Intanto io adesso vi invito a chiudere gli occhi perché vi portiamo nel sogno, vi portiamo tra le stelle di Snello perché ci trasferiamo nel parco astronomico. E dalla Prologo di Snello cosa possiamo fare se non un caloroso saluto a tutti i nostri follower, ai nostri telespettatori. Ciao! Venite a trovarci!